San Michele Arcangelo è una festa interessante, importante per ciò che rappresenta per le forze dell'ordine della questura, della polizia. È il nostro santo patrono e in tutta Italia lo celebriamo ed è un momento di riconoscimento, di appartenenza alla istituzione, è un momento che viviamo anche in maniera più intima, quasi familiare, con le persone che lavorano più vicino a noi, non solo della polizia ma anche delle altre forze di polizia, le associazioni, la Chiesa, chi con noi affronta quotidianamente i temi del soccorso, perché ricordiamolo a tutti, noi siamo pubblica sicurezza e soccorso pubblico. E i problemi non mancano, sono tanti. I problemi non mancano, devo dire che nei miei 35 anni di servizio non sono mai mancati. Noi del resto ci occupiamo di emergenze, quindi quando ci si chiede ma c'è un'emergenza è una domanda quasi ovvia. La nostra è una terra piena di emergenze, in particolare quella che lei si sta vivendo in queste ore a Lampedusa. A Lampedusa per fortuna in queste ore non c'è alcuna emergenza, è il periodo in cui effettivamente abbiamo affrontato un numero straordinario di arrivi, straordinario rispetto alle medie precedenti, ma atteso, quindi siamo stati pronti e nonostante le folle che si sono determinate le abbiamo smaltite in poche ore, non più di 18 ore durante i momenti topici sono state le persone a Lampedusa, tranne che si trattasse di minori per i quali ci vuole più tempo e più attenzione per la collocazione, ma anche lì insomma siamo stati nel tempo di 36 massimo 48 ore. E ugualmente la quota parte che è arrivata a Porto Empedocle, gli altri vanno verso altri porti, anche lì non più di 6-12 ore in ragione della disponibilità di mezzi per poi portarli nei luoghi di accoglienza. Il primo impatto che lei ha avuto con la città da quando è diventato questore è stato proprio San Calogero. Ecco, ci troviamo proprio a San Calogero con la festa di San Calogero, per ciò che ha rappresentato. È stato, diciamo, un momento difficile questore da gestire. Dico. No, per la verità non è stato difficile, perché abbiamo avuto in quel caso, non in tutti i San Calogero, ma in quel caso abbiamo avuto l'assistenza prima di tutto della Chiesa, di Don Gerlando in particolare, del Vescovo, della città, degli stessi organizzatori, per cui le piccole modifiche che qualcuno ha interpretato come variazioni della tradizione, poi si è visto che non hanno variato affatto la tradizione, hanno semplicemente dato ordine e sicurezza a tutti.